ora in onda Potere al Popolo. Vai, chi l'avrebbe detto? Sammy Varini in onda anche dalle 12 alle 14, piatto ricco micifico. E il codice Meloni ci trasmette un cappellino con scritto Italia Original 1861. Io ne faccio volentieri a meno e vi passo la nuova canzone di Valentina Paris in versione Albi Scotti Reload, si intitola Taxi. Il tuo, ma non voglio un'altra storia strappacuore. Io voglio il letto vuoto quando mi sveglio in hangover, ma è già tardi, lasciami i miei spazi. Dici che mi ami, che mi vuoi, già mi fai preoccupare, dai ti chiamo un taxi. Non mi dare il cuore, io non so che farci, perché frequentarci ti farei del male. È una settimana che non chiami, però non ti preoccupare, non piangerò. Poi una notifica mi pietrifica, sei qui sotto casa, oh no no. Era tutto ok, vuoi salire, sai quello che ora non mi merito. Eravamo un duo, mi riprendo il mondo, tu riprenditi il tuo. Vuoi soltanto un'altra storia strappacuore. Io voglio il letto vuoto quando mi sveglio in hangover, ma è già tardi, lasciami i miei spazi. Dici te ne vai come vuoi, però dai, questa volta chiamatelo tu il taxi. Non mi dare il cuore, io non so che farci, perché frequentarci ti farei del male. Non mi dare il cuore, io non so che farci, perché frequentarci ti farei del male. No, è che mi devo tenere svegli a quest'ora, 12:11, buongiorno e buon pomeriggio, Sammy Varin, buona anche sera per chi ci segue in versione replicata. Chiaro che in questi giorni è ancora un semivacanza, no? Io sono tornato, ma i colleghi, qualcuno ancora in ferie. Bene, ci pensa Sammy Varin a tenervi compagnia per un paio d'ore fino alle ore 14 con il vostro telefono, che certo lo potete utilizzare quando e come volete, inviandomi i vostri commenti al 340 6709 659 o entrando in onda direttamente con la vostra voce chiamando il numero fisso 029294 7222. Alle 12:30 avremo anche due ospitoni, il collega Giuseppe Brienza e Massimo De Angeli, giornalista e scrittore. De Angelis ci parlerà di Trump, ma soprattutto della paura di Trump, la Trumpfobia. Fino a quando durerà? Tan, tarata. E intanto ho cominciato a parlare, sono arrivati decine di WhatsApp, vi ringrazio davvero per rispondere alle tante sollecitazioni che vi ho lanciato questa mattina in rassegna stampa. Lo so, hai posto una domanda e la risposta modesta che posso darti è: una sola persona può ed è la loro segretaria, ma affiancata da personaggioni della Lega, altrimenti puntini puntini. C'è Marco Grimoldi, che è responsabile gadget, che ha risposto a una delle tante domande che ho fatto. Il problema è che non mi ricordo quale ho fatto, ne ho fatte così tante, scusa. Marco, specifica un attimo, quale domanda ti riferisci? Punto di domanda, tanti 3 punti di domanda. LL da Lombarda: non voterò mai un futuro presidente proposto da Fratelli d'Italia e men che mai di Forza Italia. Formigoni torna in Tana, Tana Formigoni, perché la verità è che oggi Formigoni è sul quotidiano La Verità e dice paro paro che la Lega dovrebbe lasciare il comando di Regione Lombardia scusate, non riesco a dirlo.
Vabbè, può capitare che uno abbia dei rigurgiti. A Fratelli d'Italia, l'ho detto, non è pensabile una roba del genere. Si scherza, cari fratelli. 1861, cappellino per tutti. Chiaro che la Lega ha governato per 10 anni e passa, Lombardia, Veneto. L'idea di passare il comando a qualcuno che non ha esperienza, che non, scritto maiuscolo, ha esperienza, non facciamo i salti di gioia, e vedo neanche voi. Messaggi sono i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Ciao caro Sammy, grazie per la tua bella rassegna stampa. Bella, ce l'ho messo io il punto interrogativo. Stai bene, vero Graziella? Ma sì, diciamo che insomma, sai che mi hanno rimesso a posto un po' il cuore negli scorsi mesi. Se ho resistito alla vacanza, perché anche la vacanza è uno stress, ricordalo, vuol dire che va abbastanza bene. Grazie, sei sempre carico. Non è vero, però mi mette di buon umore stare in vostra compagnia. Vi dico la verità, mi mancavate, cari ascoltatori, parlare a tutta Italia e non soltanto in una radio così particolare come Radio Libertà, una radio di nicchia, sì, ma con un ascolto molto interessato, e soprattutto sapere che cosa volete dalla mia rassegna stampa, cioè io riesco a percepire i vostri desideri e quindi mi fa felice. Buongiorno, io reputo Molinari uno dei pochi nel partito che ha forti competenze politiche, ed è per questo che lo invito a essere corretto con chi aveva sperato nella secessione, nella devolution, nel federalismo e adesso nell'autonomia, dicendo chiaramente che anche per l'autonomia non ci sarà niente da fare. Gino, scusa, ma mentre leggo il tuo messaggino, caro Gino, mi sto toccando il... Non facciamo le rime, dai. Porti una sfiga della miseria. Cioè, nel weekend, abbiamo passato il weekend a leggere sul Corriere, sui giornaloni, che finalmente si sta muovendo qualche cosa di importante sul fronte dell'autonomia, ed è per questo che hanno dato una grande importanza i giornaloni a quello che è successo sabato al Pian del Re, sul Monviso, alla, come ho detto io prima sbagliando, me lo avete fatto notare subito, bastardi, foce del Po. Non è la foce dove nasce il Po, è un lapsus, Dio mio, non me lo perdonate. Siete voi che vi fate le leghe, perché è sempre di moda farsi una lega, lo so, a qualunque età, e allora c'è qualcuno che ha voglia di farsela e rimproverare la Lega, quella vera, di non aver fatto ancora il federalismo, l'autonomia o magari ancora di più la secessione. Sì, anch'io avrei voluto concludere il lavoro. Già. Io non ho avuto problemi dopo il vaccino. C'è scritto qua, scusa. E comunque, se era necessario farlo, era giusto farlo. Le altre vaccinazioni penso che tutte le abbiamo fatte da bambini senza discutere. Sì, è che poi abbiamo capito qualche cosa in più sui vaccini e un pochino è passata la voglia. Ecco, se dovesse riaccadere tutto, voi lo rifareste il vaccino? Bentornato Sammy, ecco lo schieramento dei giornaloni progressisti, tenetelo a mente. La Repubblica delle Bananas, il Falso Quotidiano, La Stampa farlocca, il Corriere rintronato della Sera. Beh, il Corriere, c'era qualcuno che diceva della Sorca, vi ricordate questo lapsus? A proposito di lapsus, il Domani fottuto. Per le TV imparentate è meglio non guardarle, è doveroso evitarle come le peggiori malattie. Bravo Ruggero, si è svegliato di buon umore questa mattina, ma a me fa sempre piacere perché siete tosti. Sul cursore c'è anche un messaggio audio, sentiamolo. Su discorso candidature c'è Fratelli d'Italia, soprattutto appunto perché ha vinto appunto le elezioni politiche, vuole prendere dappertutto, appunto, senza guardare chi veramente ha svolto bene il proprio lavoro, tipo Zaia qui in Veneto. Minimo, sacro Zaia. Poi dobbiamo dire anche che almeno io ho constatato che gli amministratori e politici più preparati sono quelli della Lega. È inutile girarci intorno, perché per esempio Fratelli d'Italia ha dovuto attingere fuori dal suo partito certo, non hanno esperienza, eleggere dei ministri. ha tirato dentro persone della Lega, lo diciamo, certo. Per cui sempre avanti Lega. Peccato che quelli che ha tirato dentro... un candidato della Lega
è, come si dice, è una cosa insomma sicura che l'amministrazione funzionerà, perché hanno una forte esperienza e amore del proprio territorio, che purtroppo certi non hanno. Grazie, Anna grazie. Maria da Vicenza. Grazie Anna Maria. E certo, è peccato che appunto i rimasugli della Lega sono passati in Fratelli d'Italia e insomma non è che hanno tutti questa caratura. Dispiace per quelli che hanno cambiato bandiera e te li vedi adesso candidati in Fratelli d'Italia o peggio ancora in Forza Italia. Signori, la coerenza dove abita? Poverini, pensano che sostenere l'Islam li protegga da quello che è il loro fine ultimo verso gli infedeli, lo sterminio. Scrive Erminio a proposito della famosa flotilla che fa rima con paella, che ne parlano tutti in questi giorni, in queste ore, e io voglio sapere da che parte state, perché comunque il pensiero è buono, far finire la guerra. E allora queste navi che arriveranno sulle coste e verranno arrestati tutti quanti, dopo chiaramente che avranno buttato il loro cellulare a mare per inquinare un pochettino. Qual è il vostro pensiero? Come potreste fare per fermare questa, e mettiamo anche una barretta, queste guerre? Io, solito Sammy Varin, dico: ma perché il Papa non si dà da fare e dice bene, faccio una sorpresa, prendo l'aereo, vado sulla striscia di Gaza? È una cazzata, me lo sapete dire per favore? 340670969 non potrebbe essere l'unico che può fermare la guerra con un gesto così forte? Punto di domanda. Se fossi io a decidere, li affonderei senza cercare di salvarne nemmeno uno. La Madonna, dai, non esageriamo. Se l'intelligenza artificiale dice che è una fake, vuol dire che la notizia è affidabile. Vi è mai successa questa cosa, davvero? Adesso pare che anche su WhatsApp ti verrà fuori, se scrivi una cazzata e stai scrivendo una cazzata, ma magari una roba vera. Basta saperla usare, l'intelligenza artificiale può essere utile. E ancora, anche se Hamas ruba parte delle derrate, almeno qualcosa mangiano quelli che stanno morendo di fame. È vero. Quindi siete pro flotilla? Punto di domanda. 340670969. Buongiorno Sammy, non possiamo chiudere gli occhi sulla Palestina, stanno morendo anche i nostri fratelli cristiani e non solo in Palestina, abbiamo letto anche in Nigeria, lì però non ne parlano proprio. Ma anche riuscissero a consegnare viveri e generi di prima necessità a Gaza, chi garantisce che non sia Hamas a requisire il tutto e poi rivenderlo al mercato nero? Vero Marco? Lo abbiamo visto più volte. Oppure è più logico pensare che in questo modo si prolunga solamente l'agonia dei civili palestinesi finché non si ribellano ad Hamas e liberano gli ostaggi? Punto di domanda. Il Papa è democristiano. Ok. E per tutte le altre guerre dove da anni muoiono altrettanti innocenti, niente Global Summit Flotilla, ma quanta ipocrisia. Ma si vergognassero tutti, ci scrive la Clara da Sondrio. Non ho capito, gli attivisti della flottiglia non devono mangiare. Perché c'è la battutina, dai, hanno preso un filmatino, l'hanno fatto vedere sul Libero di questi che mangiano. Stanno un po' scherzando, stiamo sdrammatizzando. Hanno mangiato spaghetti, mica ostriche. E allora certo che quella carta da culo di Libero Quotidiano non sa proprio dove attaccarsi. Ma Sammy, perché leggi quella spazzatura, caro mio? Io leggo tutte le spazzature del mondo, vedrai domani con l'Unità e ancora di più altri. Non vedo l'ora che escano il martedì. Certo che solo quei fascisti subnormali di Libero possono uscirsene con certe prime pagine. Cacchio, stupendo. Abbiamo anche ascoltatori pedini forti. Mi piace parlare a tutti voi. Io sarei favorevole se la parola d'ordine fosse pace e non Palestina libera, che per loro vuol dire la fine di Israele, scrive Cosimo. Hanno fatto bene, se l'animale rompe i coglioni va multato il padrone maleducato che se ne frega. Sì, parliamo di un gattino che continuava a miagolare su un treno francese TGV e hanno dato la multa al padrone del gattino, ma solo perché effettivamente gli hanno detto spostati in un altro scomparto, lui ha detto no,
resto lì. E il gattino continuava miau, miau, miau. Buongiorno, non credo le barche da turismo abbiano celle frigorifere. Allora in che condizioni arriveranno le scatole di cibo arroventate? Oddio, io spero sia cibo in scatola, quello che portano gli amici della flotilla. Paolo da Porto San Giorgio. Un altro appunto per i parlamentari leghisti, un'indagine accurata per accertare chi fa continue donazioni alle iniziative comuniste. Secondo me sono furbissime, legalissime tangenti, soldi dati da chi ha avuto favori nella vita. Siete d'accordo? Scrivetemi 3406709 659. Vi sto facendo scaldare, dai che c'è ancora un po' di temporale e poi torna al sole. Penso che questa buffonata delle navi contro Israele sia molto grave, quindi domani per esempio potrebbero decidere di invadere l'Italia, magari la Svizzera, potrebbero avere armi, i palestinesi non muoiono di fame, in Italia sono state raccolte tonnellate di cibo e altro per Gaza, la stessa Israele li fornisce cibo. Vedete quante bandiere diverse tra i nostri ascoltatori ed è importante, è importante. Altro sbarco a Trapani, signori, in questi minuti. Buongiorno, i cari candidati alle regioni di sinistra si rivolgeranno alla solita platea dei nulla facenti, parcheggiatori abusivi, lavoratori in nero, evasori fiscali reali sconosciuti al fisco e agli extracomunitari, scrive Giuseppe. E per quanto riguarda la Francia e anche la Germania, per me bisogna schiacciarli economicamente perché si meritano questo ed altro. Deve essere l'Italia la numero 1 in Europa. Urca! Questo c'ha veramente il cappellino meloniano. I baldanzosi che stanno dirigendo su Israele sanno che sbatteranno contro la marina israeliana e allora perché lo fanno? Perché sono presuntuosi e presenzialisti, fanno rumore per mettersi in mostra. Non gliene frega niente di Gaza, scrive invece Alberto. Belli tosti, vi meritate Antonio Maria Rinaldi. Oggi l'ex europarlamentare della Lega è intervistato a pagina 8 del quotidiano La Verità. Le idee di Draghi sul futuro dell'Europa sono vietate dall'Unione Europea. Fabio Dragoni lo intervista. Rinaldi, dopo 5 anni al Parlamento Europeo sei tornato a fare il manager nel mondo delle imprese, però io oggi faccio finta che tu sia ancora europarlamentare. Dice lui, non ho mai fatto un'assenza neppure in tempo di Covid e lockdown, figurati. Avrai sentito che cosa hanno detto Giorgia Meloni e Mario Draghi al meeting di Rimini? Interrogami sul secondo che mi diverto di più. A proposito, sai cosa mi rispose uno studente quando interrogato da me all'esame universitario gli chiesi mi parli di un argomento a piacere? Ero in vena di magnanimità quel giorno. Mi può fare un'altra domanda? Un genio. A proposito di università, Draghi nella sua tesi di laurea aveva scritto che la moneta unica era una sciocchezza. Capirai il segreto di Pulcinella, c'è una letteratura scientifica sterminata sulla disfunzionalità della moneta unica. Neanche ti va di rilanciare e dire che tu lo dici da quel dì? Preferisco non soffermarmi sulle evoluzioni del suo approccio ideologico all'integrazione europea, dice Antonio Maria Rinaldi sulla Verità, quanto piuttosto riflettere sull'analisi delle proposte contenute nel rapporto che lui ha redatto e che è stato pubblicato nel marzo di quest'anno, perché lui a Rimini parte da lì. Dall'analisi delle misure delineate in quel rapporto emerge subito, a mio avviso, che molte delle soluzioni prospettate di fatto non possono essere realizzate perché incompatibili con specifici articoli dei trattati su cui si fonda l'Unione, Maastricht e Lisbona. Noi euroscettici conosciamo i trattati meglio degli europeisti, dovresti saperlo. Il compianto professor Guarino me li ha fatti studiare a memoria. Draghi parla come tanti di debito comune europeo, per definizione buono, scrive La Verità. Che però non si può fare, risponde Rinaldi. Non è che non è previsto, è proprio esplicitamente vietato all'articolo 125 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Ovviamente i trattati li puoi cambiare, ma per modificarli serve l'unanimità di tutti i contraenti. Infatti gli europeisti tuonano sulla rimozione del principio dell'unanimità, ma risponde Rinaldi, per rimuovere questo principio e quindi modificare i trattati
e serve comunque l'unanimità. Quindi qualcuno vorrebbe il voto unanime dei Paesi membri per la rimozione del diritto di veto, dicendo ai singoli stati dacci il tuo voto, così modifichiamo i trattati in maniera tale che domani il tuo voto non sarà più decisivo. Geniale! Signori, c'è un paginone bellissimo oggi a pagina 8 del quotidiano La Verità con l'intervista all'ex europarlamentare della Lega Antonio Maria Rinaldi, che salutiamo caramente, così come, un po' meno caramente, ma salutiamo anche Roberto Formigoni, che campeggia invece a pagina 9. Peccato che Formigoni nell'intervista dice: con me la Lombardia correva, la Lega può passare la mano. Il mio modello sulla sanità è datato 1997 ed è rimpianto. Maroni purtroppo l'ha distrutto. Nessuno può mettere veti su Fratelli d'Italia se vuol puntare alla regione Lombardia. Tutta da leggere, ci metto un punto interrogativo, l'intervista con Roberto Formigoni a pagina 9 del quotidiano La Verità. Ma adesso ci fermiamo, certo, ci fermiamo qualche minuto, fatemi prendere fiato, anche perché è in arrivo Roberto Bocchetti, signori. La sua canzone fa meditare, si intitola Torre di controllo. E c'è anche la presentazione, sì, assolutamente. Aspetta che te la vado a ribeccare, perché Bocchetti è un amico, ci è venuto anche a trovare qui negli studi di Radio Libertà in via Bellerio e soprattutto passa da un estremo all'altro, fa canzoni molto leggere, poi qualche cosa di più particolare, di più meditativo, come in questo caso. Mandiamo un jingle, cosa dici Francesco? Mandiamo un jingle, poi il saluto di Roberto Bocchetti e poi la sua canzone che si intitola Torre di controllo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buongiorno a tutti, sono Roberto Bocchetti, mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Libertà e sono felicissimo di presentarvi il mio ultimo singolo dal titolo Torre di controllo, che trovate su tutte le piattaforme e naturalmente anche qui sulla vostra radio preferita. Grazie e buon ascolto. Ho il cuore come un motore fuso, la testa è un razzo che ha perso l'uso. Mi guardo allo specchio e vedo un lampo, ma è solo fumo, solo un inganno. Le luci rosse lampeggiano in alto, torre di controllo, sto per schiantarmi. Torre di controllo non risponde più, sto cadendo a pezzi, non mi rialzo più. Il cielo grida ma io non lo sento, sono il pilota del mio tormento. Le mani tremano come un terremoto, il mondo gira ma io sto sotto. Mi lancio a vuoto senza un piano, un'altra notte perso lontano. Le luci rosse lampeggiano in alto, torre di controllo, sto per schiantarmi. Torre di controllo non risponde più, sto cadendo a pezzi, non mi rialzo più. Il cielo grida ma io non lo sento, sono il pilota del mio tormento. Molte volte abbiamo qualche problema e chiamiamo la torre di controllo. Giuro che non ho fatto apposta, ma proprio adesso le agenzie stanno battendo la notizia
Interferenze GPS dei russi, l'aereo di von der Leyen costretto ad atterrare con le mappe cartacee in Bulgaria. È successo proprio ieri. Il jet che trasportava la presidente verso la Bulgaria si è ritrovato in discesa in un'area interessata da un attacco russo che ha messo fuori uso gli strumenti radio. Certamente ne verrete a sapere di più nei prossimi TG. Era comunque torre di controllo di Roberto Bocchetti al numero 26 della classifica indie. Lui è DJ, produttore, collega speaker, e qui ha anche una certa meditazione, un coinvolgimento emotivo potenti. Intanto sono le 12:34, c'è Sammy Varini in onda su Radio Libertà. Buon pomeriggio a voi fino alle 14 in vostra compagnia, anche in versione replicata la sera intorno all'ora di cena. Sì, adesso facciamo un bel approfondimento. Già, parliamo di Trumpfobia, la paura di Trump e anche un certo odio verso Trump. Ci stiamo un po' chiedendo che cosa stia succedendo, anche per qualche problemino che persino in America stanno provocando a Trump dopo tutte le cose che ha fatto e che ha detto. Chiaramente a ogni azione corrisponde una reazione, ma ci chiediamo fino a quando durerà questa Trumpfobia. Se l'abbiamo in linea, abbiamo il collega Giuseppe Brienza che ritorna in nostra compagnia. Giuseppe. Ciao Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Bentornato. Grazie, un piacere reciproco, bentornato a te, grazie per la mano che ci dai per fare controinformazione, una controinformazione ancora più potente, perché con te hai il collega giornalista e scrittore Massimo De Angelis. Ciao Massimo! Ciao, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. Ah, lo so dove vorrete arrivare quest'oggi, anzi non lo so del tutto, perché come al solito ragazzi, per voi che avete l'onore di ascoltare una radio particolare come Radio Libertà, quello che si dice qua normalmente non si dice di là. Diamo la linea a Giuseppe Brienza e ai vostri approfondimenti. Vai Giuseppe. Allora, cari amici, abbiamo usato questa parola della fobia che non condividiamo, perché come ho detto recentemente in genere Vannacci è una patologia psichiatrica la fobia, no? Quindi calma a dire che qualcuno è fobico, diciamo, come spesso si dice, insomma, e però l'abbiamo usata perché visto che diciamo il pensiero unico la usa per qualsiasi tipo di comportamento giudicato unico e corretto, e allora la usiamo anche per la Trumpfobia. Sono passati 8 mesi dall'inizio del mandato presidenziale di Donald Trump, il secondo mandato presidenziale. Già nel primo c'era stata la Trumpfobia, ci sembra che prima, durante e dopo l'inizio del secondo mandato, 20 gennaio 2025, questa Trumpfobia sia veramente intensificata. Ma faccio solo un solo esempio per la stampa italiana. Questa mattina su 2 quotidiani non certo estremisti come il Corriere della Sera e il Foglio, siamo riusciti a leggere che la possibilità di un premio Nobel per la pace a Trump sarebbe uno scherzo, l'ha scritto il direttore Fontana del Corriere della Sera, e il vignettista del Foglio, Malcox, addirittura ha fatto una satira quasi, diciamo, allisciando il pelo a coloro che negli Stati Uniti speravano che un piccolo malore, presunto malore, potesse portarlo alla morte. Semplicemente gli è stato fotografato con una mano un po' rossa come, come se fosse stata applicata una flebo. Insomma, siamo in questo ordine di idee per il presidente democraticamente eletto del paese più importante del mondo. Abbiamo coinvolto Massimo De Angelis perché è un giornalista e scrittore, saggista di grande esperienza, e lui ha approfondito soprattutto negli ultimi 30 anni il pensiero, i protagonisti della sinistra italiana, ma anche il pensiero neoconservatore degli Stati Uniti, e non a caso ha pubblicato, o meglio ha curato la pubblicazione di un saggio con più autori che si intitola Il nuovo rifiuto di Israele, che nel sottotitolo ha una parola, una frase che a mio avviso spiega molto di questa Trumpfobia, cioè l'odio di sé dell'Occidente. No? Il sottotitolo del libro curato da Massimo De Angelis
si intitola appunto Il nuovo rifiuto di Israele, riflessioni su ebraismo, cristianesimo, Islam e l'odio di sé dell'Occidente, per Salomone Belforte editore. Ha contributi interessanti, fra cui quello di un sociologo cattolico a me molto caro come Paolo Sorbi, oppure la giornalista italo-israeliana Fiamma Nirenstein e il biblista Dom Guido Innocenzo Gargano, solo per dirne alcuni su questo tema. Ecco, io vorrei andare giornalisticamente, diciamo, Massimo, a parlare un momento della piattaforma programmatica presentata da Trump per questa seconda campagna che l'ha portato alla Casa Bianca, perché anche questa spiega probabilmente la Trumpfobia. Dunque, è una piattaforma molto chiara, molto netta, in 20 punti, sì, che spiega la transfobia perché diciamo, mette sotto attacco tutta una serie di problemi della società americana. Trump ha più volte parlato di decadenza della società americana e naturalmente questo procura un conflitto, uno scontro dentro la società americana. Quindi questo spiega anche la transfobia, soprattutto l'odio, l'ostilità e l'odio di una parte ampia anche della società americana contro chi vuole introdurre una profonda trasformazione. I punti, dicevo, sono 20, l'ultimo, il 21esimo, è quello che conclude. L'obiettivo è quello di riunificare un'America profondamente divisa e sono tutti punti che, se uno legge i giornali, vede che sono stati affrontati e si stanno realizzando da parte di Trump. Quindi questo dimostra che una delle accuse principali, quella dell'improvvisazione, cade di per sé. Metterei sotto il fuoco, sotto la lente di ingrandimento, 3 di questi punti. Il primo, l'immigrazione, di cui magari poi parleremo. Il secondo è quello della lotta appunto soprattutto nelle scuole, nelle università, a quella che globalmente si dice cancel culture, che è in sostanza diciamo, la lotta contro quella che viene definita proprio la teoria critica razziale, che teoria critica razziale alla rovescia, nel senso che in tutte le scuole e università nel corso di questi 10 anni si è diciamo, impostata un insegnamento ideologico fondato appunto sulla critica e sulla denigrazione dei valori dell'Occidente, quindi qui l'odio di sé dell'Occidente, oltre che sul transgender e quindi sulla crisi sull'attacco alla formazione di una chiara identità da parte dei giovani. È importante che Trump abbia detto taglieremo i fondi federali a scuole e università che vanno in questa direzione. Da ultimo, ma che poi secondo me è la cosa più centrale, c'è l'idea, attraverso tutta una serie di azioni, tra cui i dazi, scusatemi, c'è quale volontà? La volontà di riportare l'economia reale in America, perché la questione è che con la globalizzazione ha vinto il mondo finanziario sul mondo industriale anche in America, è aumentato il debito e gli americani si sono abituati appunto a diciamo campare molto su un debito che però alla fine rischia di diventare un cappio al collo. Ma non solo questo, la globalizzazione, questo tipo di delocalizzazione dell'industria fuori dall'America ha portato a una diciamo, realtà di desertificazione economica e quindi anche sociale di intere zone dell'America. Quindi il disegno di Trump, le varie mosse che fa in campo economico hanno chiaramente, anche programmaticamente, questo scopo di riportare l'economia reale in America e far sì che quindi gli americani possano diciamo, vivere maggiormente di un lavoro omogeneamente su tutto il territorio. Ecco, questo direi come punti centrali del programma e anche della sua realizzazione, all'inizio di realizzazione. Certo, ma diciamo che il punto primo, quello dell'immigrazione, con diciamo, queste espulsioni collettive che sono in malafede state tradotte come deportazioni, non siamo all'inizio, ma siamo in una fase avanzata. Per quanto riguarda il definanziamento delle università e istituti scolastici con anche cattedre o dipartimenti
diciamo woke culture, cioè cultura di cancellazione delle radici, perché non dire tanto del passato, e lo ha già fatto. E oltretutto, per quanto riguarda l'ideologia LGBT, Trump ha vietato, diciamo, la partecipazione di uomini nati biologicamente uomini nell'ambito delle discipline sportive femminili e viceversa. Quindi anche questa, diciamo, è stata fatta. Per quanto riguarda la reindustrializzazione, diciamo la territorializzazione degli Stati Uniti, chiaramente in 8 mesi non sono processi che si improvvisano, ma quello che voglio dire, Massimo, è che una delle accuse è che cambia idea, che è improvvisato, ma invece la linea di fondo, diciamo, della sua politica, dal suo secondo mandato presidenziale è estremamente chiaro, come hai detto. Noi abbiamo letto questo programma in questo libro, che è uno dei tanti, ma lo consigliamo per Trump la rivincita. E ora dove va l'America? No, di Glauco Maggi, che è un giornalista anche questo di grande esperienza e vive negli Stati Uniti da molti anni. Per quanto riguarda la questione del territorio, ecco, perché secondo te l'Unione Europea non capisce proprio Trump, in particolare su questi temi che tu hai citato, anche altri, che mettono proprio in stretto contatto il principio della sovranità con quello della comunità? Ma proprio perché il modello Trump mette in discussione tutto il disegno di Unione Europea che si è costruito intorno a questi anni. E badate, non è come qui si dice il tentativo di disgregare l'Unione Europea, ma di dire che è stata fondata malamente. Per essere molto concreti, l'Unione Europea ha scommesso sulla diciamo, fine della storia e sulla globalizzazione, quindi anche lei sul primato del mercato, su un ruolo fondamentale delle finanze e anche lei sulla delocalizzazione di molte realtà. Io anni fa feci una campagna elettorale a Civitavecchia e anche lì se uno ci va a vedere, parlo di una realtà vicino Roma, insomma, che però tutti conosceranno, è ed è rimasto, credo, ma insomma un vero e proprio deserto dal punto di vista di uffici, aziende, industrie, cioè. Quindi è una realtà profondamente reale che spiega quello che è il populismo, cosiddetto populismo che ha portato Trump al governo, al potere. Ora, quel meccanismo, il meccanismo europeo si fonda non solo sul primato delle grandi banche, diciamo, ma si fonda anche su una logica in cui la giustizia, i trattati, le regole hanno assolutamente il primato sulla sovranità politica. E questo è un punto estremamente importante, perché Trump vuole rovesciare proprio questo. Del resto lo si vede in America, ma anche in Italia. Tutte le iniziative più decise, più marcate da parte del potere politico, lì immigrazione e tante altre cose, ma l'immigrazione anche in Italia con la Meloni e col discorso Albania, vengono sistematicamente bloccate dalla giurisdizione. Ma questo qui non è perché sono cattivi, ma perché l'Europa e diciamo anche i singoli paesi in Italia hanno pensato fosse giusto che la giustizia e la giurisdizione avesse il primato sulla politica. Questo è il meccanismo che Trump vuole smontare ed è questo il motivo per cui l'Europa lo combatte, anche perché, certo, diciamocela tutta, l'unità europea, questo è vero, si fonda proprio sulla neutralizzazione delle sovranità politiche a favore di realtà, diciamo, politicamente, tra virgolette, neutre, che sono appunto le realtà economiche, di mercato, di finanza e la giustizia. Quindi e i grandi, per esempio, le grandi istituzioni di giustizia internazionale, pensiamo solo a quella dell'AIA, no? Allora, se diciamo, queste realtà vengono in qualche modo indebolite, è chiaro che la sovranità manca, perché dovrebbe essere politica, ma diciamo l'ordinamento europeo entra in crisi. Quindi è uno scontro profondo in cui gli europei sin dall'inizio hanno dimostrato profonda antipatia e profonda avversione, gli europei al governo, diciamo.
quindi quello che è lo storico asse tra popolari e socialdemocratici. Ora vedremo come andrà, ma ripeto, i motivi dell'ostilità sono chiari, profondi e vanno, ecco, questo dovrebbe essere chiarito, ben al di là del discorso dei dazi, che è sembrato essere la fine del mondo, adesso si sta aggiustando, insomma non creerà dei problemi di assestamento, ma il problema riguarda quale deve essere l'identità dell'America e l'identità dell'Europa, se deve essere un'identità politica di sovranità popolari o viceversa, diciamo, di finanza e di giurisdizione. Allora, Massimo, i commentatori statunitensi, diciamo di orientamento conservatore o repubblicano, ci invitano a prendere Trump sul serio, cioè seriamente, ma non a prendere letteralmente conto di ogni parola detta e quello che è comunque un debordante eloquio, no? Un discorso pubblico. L'hanno preso sul serio gli stessi elettori e per quanto riguarda questa politica dell'immigrazione, come vogliamo definirla? Diciamo, innanzitutto, cosa ne pensa dello Ius Soli Donald Trump? Ma lo Ius Soli è qualcosa che Trump, ma diciamo, partiamo dalla questione principale. Intanto i numeri. C'è stata una crescita esponenziale, ormai senza controllo negli ultimi anni, dell'immigrazione clandestina. Si calcola adesso siano 15 milioni, ma forse sono di più. Questo è un primo dato importante da tener conto, cioè la quantità. Poi ci sono alcuni altri aspetti, perché il rapporto con il commercio di droga, cioè tra traffico degli esseri umani e traffico di droga, è un rapporto stretto. Le rotte sono le medesime, del resto ci sono paesi, lo sappiamo, in Sud America che campano moltissimo sulla droga. Questo qui è un discorso che dovrebbe valere e che varrà sempre di più anche per l'Europa, perché anche lì le rotte del traffico di esseri umani e il traffico di droga sono rotte che si intrecciano, e quindi questo è il secondo punto. Il terzo è quello che si diceva prima, culturale, cioè è a partire dagli anni 60, questo che Huntington lo metteva in luce molto bene, è a partire da quegli anni che si crea i cosiddetti percorsi preferenziali per i non bianchi in tutte le scuole, nell'assunzione negli impieghi pubblici, eccetera. Questo ha portato non solo al fatto che ci sono state difficoltà magari per chi era bianco materialmente a trovare lavoro, ma ha creato un fatto culturale per cui appunto la gente si è detta, vabbè, ma se è così vuol dire che i bianchi sono, diciamo, da mettere sotto rispetto agli altri, hanno commesso dei torti, cioè la cancel culture nasce anche da questo meccanismo. Ultimo elemento che segnalo, ma che non è secondario, tant'è vero che uno dei punti è quello di rivedere il modo in cui si può votare. Ci sono tantissimi, Jackson, il governatore Jackson dell'Arizona lo ha denunciato, ma insomma ci sono tantissimi elementi che dimostrano che ci sono molti clandestini o irregolari che riescono attraverso il voto a distanza, eccetera, il voto postale, a votare illegalmente. Allora, tutto ciò crea un clima che va modificato. Quindi adesso i meccanismi e le soluzioni che potranno essere trovati sarà intanto di bloccare le frontiere e questa deportazione, che significa insomma ricollocazione, bisognerà vedere come verrà fatta. Certo, sempre un principio di umanità va tenuto presente, ma no, anche perché qui c'è l'ultimo punto su questo, ci sono i famosi santuari, cioè zone importanti come New York, il comune di New York, ma anche in California, dove viceversa ci sta un'altra legge per cui i clandestini acclarati non possono essere toccati perché la polizia locale non può intervenire. Tutti i grandi disordini che ci sono stati in California, Chicago, eccetera, nascono da qui, dal fatto che a un certo punto la polizia locale ritiene che abbiano diritto a stare lì anche se non ne hanno diritto e quindi non possono essere toccati. Quindi tutto ciò serve a spiegare sia
la decisione con cui Trump è intervenuto perché era urgente, sia anche alcuni aspetti che a noi possono apparire brutali, ma che nascono appunto da una legislazione che i democratici nel corso dei decenni hanno voluto applicare. Bene, insomma, è come per la prima delle sue campagne presidenziali, ecco, Trump rimane contro tutti, no? Questo è un altro libro che è uscito nel 2016 e che dimostra che in effetti tutti i temi che sono stati presentati nell'agenda politica di Trump agli elettori e che ha portato avanti durante il primo mandato, adesso lo sta facendo nel secondo mandato, è motivo per la fobia, appunto, per la calunnia e la disinformazione su questo presidente, che oltretutto ha un vicepresidente che è J.D. Vance, che è anche un altro pugno nello stomaco del pensiero politicamente corretto, no? Perché tu accennavi a quella grande, diciamo, battaglia che Trump ha intrapreso maggiormente in questa seconda presidenza, cioè la discriminazione del bianco eterosessuale cristiano, no? Ne aveva scritto J.D. Vance, il suo vicepresidente, nel libro Elegia americana. E fra l'altro sono temi che ha richiamato lo stesso Vance quando poche settimane dopo l'inizio del secondo mandato presidenziale di Trump ha fatto un intervento a Monaco il 14 febbraio nel quale proprio richiama proprio l'unità dell'Occidente proprio su questi valori più condivisi, giustamente mettendo di fronte la classe dirigente e intellettuale europea dalla propria diserzione. Ecco, Vance leggo solo un passaggio di Vance in questo intervento di Monaco che vorrei che potessi anche tu commentare, perché è un discorso storico a mio avviso, e dicevo, Vance a un certo punto parla del ritiro dell'Europa da alcuni dei suoi valori più fondamentali, appunto innanzitutto Dio, la famiglia, la comunità, no? E poi continua, valori condivisi con gli Stati Uniti d'America, quindi questa è la vera radice che la woke culture vuole distruggere, che la discriminazione al contrario, che l'ideologia LGBT e la teoria critica razziale appunto minano nelle fondamenta. Non credi, Massimo? Sì, assolutamente. Infatti poi i riferimenti che facevi tu erano quelli fondamentali di un libro che è Elegia americana, che fra l'altro consiglio di leggere perché è molto bello, perché è l'esperienza raccontata della desertificazione economica e sociale di intere aree, delle aree in cui il piccolo e il giovane Vance ha vissuto, il Kentucky e l'Ohio, zone di industria o comunque che sono state pian piano desertificate. Della desertificazione della vita comunitaria, perché si sono via via chiuse le chiese, che erano importanti centri di socializzazione, perché le famiglie si sono spaccate, 3/4 delle famiglie sono spaccate e in esse un genitore su due è per lo più tossicodipendente. Allora quello che dice Vance intanto è una cosa bellissima, dice io ce l'ho fatta per miracolo letteralmente, perché potevo benissimo non farcela, ce l'ho fatta perché ho avuto una gran brava nonna, cioè diciamo un pezzo di famiglia, perché ho scoperto la fede e perché sono diventato Marine. Uno potrebbe tradurre Dio, patria e famiglia, però al di là di tutto sono i valori forti, perché lui attraverso anche il servire la patria e anche il farsi forte, perché non era uno scherzo diventare Marine, ha trovato le energie per poi fare le scelte in campo professionale, eccetera. Però lui dice bisogna insomma, la politica sociale americana perché è sbagliata? Perché dà il metadone ai giovani, non gli dà una possibilità di farcela, anche una sola, ma una di farcela sì. Quindi in questo senso lui dice l'Europa dovrebbe capire qual è la gravità della situazione, perché anche da noi le famiglie sono sempre più sfasciate, la droga circola e i ragazzi non sanno più bene che fare. Quindi puntare sui valori forti, appunto, assistere e rivivificare le famiglie, dare la possibilità e la dignità di un lavoro, far scoprire i valori veri della comunità. Quindi è un discorso molto semplice che parte dalla sua esperienza, ma è quello che aiuta a capire cosa è successo in America, perché l'America ha votato Trump e perché Trump e i suoi, compreso Vance, stanno facendo quello che stanno facendo.
Ecco, io ricordo, a chi non conoscesse Massimo De Angelis, fra le varie attività, culturali, politiche del passato, è stato anche direttore di una rivista, un trimestrale che si chiama Nuova Civiltà delle Macchine, no, nel cui comitato scientifico fra i tanti, no, c'è un grande intellettuale che i discorsi che adesso noi citiamo di Vance, perché Vance è il vicepresidente, ma anche in Italia sono stati fatti, citiamo Oriana Fallaci, ma Marcello Pera, appunto, è il filosofo che faceva parte del comitato scientifico di questa rivista trimestrale che Massimo De Angelis ha diretto, che ha parlato proprio di questo rapporto sovranità-comunità che ha colpito, cioè ha cercato di reagire all'odio di sé dell'Occidente, che appunto è l'origine di fatto di una serie di patologie sociali, no, ed anche economiche, perché poi, come dice giustamente Vance, distruggendo la famiglia si distrugge anche il progresso economico, la volontà di intraprendere. Società anziane, società vecchie hanno sicuramente dei valori, ma non hanno uno sprint a livello economico, no? Perché chiaramente tutto quello che è progresso economico, scientifico, nasce da generazioni nuove. Questo discorso Marcello Pera lo ha fatto appunto dalla seconda carica dello Stato, lo stanno interpretando alcuni filoni politici, diciamo, nel nostro paese. Ecco, ci servirebbe, diciamo, un po' che almeno su alcuni temi, appunto, che sono transpartitici, si possa creare a livello europeo una grande coalizione del movimento conservatore, chiamiamolo così, ma con tante altre declinazioni, no? Che vanno dal conservatorismo cattolico, liberale, identitario, ma che è indispensabile e ha la maggioranza assoluta, a mio avviso, Massimo, in Europa, perché appunto, diciamo, la woke culture, il pensiero LGBT o l'immigrazionismo, se noi prendiamo i 4 paesi più grandi del mondo, appunto Stati Uniti, Russia, Cina e India, e non cito l'Africa, vediamo che queste realizzazioni sono proprie, sono state imposte, sono per una parte molto piccola del pianeta, e invece sono imposte addirittura a livello giudiziario a volte, no Massimo? Sì, ma sai, c'è il No. presidente cinese, faccio per farmi capire, che Siamo più agli ultimi volte, 30 secondi, sì, Giuseppe e Massimo. che più volte ha detto noi siamo felici della nostra omogeneità culturale e religiosa, politica, che non significa non accogliere nessuno, però significa mantenere questa identità. L'Occidente invece ha scambiato l'idea del pluralismo e dell'accoglienza con lo smarrire o addirittura con l'odiare la propria identità. Questa è la differenza. Grazie Massimo. Naturalmente noi abbiamo bisogno di immigrazione, non abbiamo bisogno di immigrazionismo. Sammy, ti restituisco la linea perché questa volta hai fatto il birichino e non sei apparso in video e io mi sono sbrodolato. Comunque grazie e alla prossima. Ah, ci piace questo sugo, assolutamente, grazie davvero. Giuseppe Brienza, Massimo De Angelis, se vi siete sintonizzati in ritardo e vi siete persi la Trumpfobia, questa sera, dopo le 18, ritorna tutto in replica. Alla prossima. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Se una per te, 10.000 per me, oi oi, vedrai. Se 10 per te, 10.000 per me, oi oi, vedrai. Le corde in testa fanno male, sai, le corde in testa fanno male, sai. Dubbi no, dubbi no.
Se 100 per te, 100.000 per me, oh io, vedrai. Le cose in testa fanno male, sai. Le cose in testa fanno male, sai. Dubbi no. Le cose in testa fanno male, sai. Le cose in testa fanno male, sai. O mi vendico, o dimentico. Seduta al bar sono gelosa, capita. O mi vendico, o dimentico. Seduta là sono gelosa, capita. Se 5 per te, 5.000 per me, oh io, vedrai. Le cose in testa fanno male, sai. 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 O mi vendico, o dimentico. Seduta al bar sono gelosa, capita. O mi vendico, o dimentico. Seduta là sono gelosa, capita. O mi vendico, o dimentico. Seduta al bar sono gelosa, capita. Beh, oh, ragazzi, è un risveglio del genere perché ci sono quelli che dormono fino alla 1 e attenzione, ci sono e come. È appena uscita la nuova canzone della rocker Pia Tuccitto, si intitola Le corna in testa, il riscatto di chi è stato tradito. E chi fra di noi non ha qualche cornettino, dai, dite la verità. Dopo la colonna sonora del docufilm I Bovolenta, la splendida famiglia cresciuta purtroppo senza papà Vigor Bovolenta, grandissimo campione, con un grande ciao a Federica. Beh, Pia Tuccitto non si ferma un attimo, anche in questo momento mi stanno ascoltando dall'auto, è sempre in giro, sempre in tournée, sempre a cantare in piccoli, grandi locali da quando è diventata indipendente. E noi che le vogliamo bene trasmettiamo anche l'audio che mi ha inviato quando ha saputo che c'era questo passaggio. Dai, fammelo sentire, dai. No, sei un mito, Sammy, Sì. grazie di cuore. Ma Guarda, dai. io sono in Sicilia e rientriamo lunedì, partiamo, cioè domani saremo in viaggio, quindi ti ringrazio tantissimo, guarda, poi ci sentiamo. Ma che Te sempre non un sai quanto mi onore. fai felice. Ti ascolto in diretta mentre E io me siamo la in tiro. viaggio. E me Ciao la tesoro tiro. bello, grazie. Ti saluta anche la Fede che è sotto. Me la Perché siamo in un tiro. palazzo un po' grande, quindi è della parte di sotto. Ti abbraccio fortissimo, buon pranzo. Eccolo qua il messaggino che mi ha inviato la Pia Tuccitto quando gli ho detto guarda che lunedì va in onda la tua canzone. Appena uscita io subito la trasmetto. Buon pomeriggio ma anche buonasera perché ci segue in replica la voce di Sammy Varini. Sono tornato in onda, sì, non c'è più Francesco, certo, ma c'è Sveva e c'ha tutto da guadagnare in questo pomeriggio chi è sintonizzato su Radio Libertà. Perché? Perché ho un po' più di spazio e guarda un po' cosa ti faccio vedere. Questa non te l'aspettavi, signori? Già, fammela vedere. È la pagina del quotidiano Il Giornale di oggi, lunedì 1 settembre. Pagina 6. Vi ho già letto i titoli. Destra, primo partito in Europa negli stati più importanti, e non è male, ma
A proposito di immigrazione irregolare, quello che sta succedendo in Inghilterra che non viene mostrato su nessun canale. Oh, che strano! Flotia, go, go! Su ogni televisore non fanno vedere che in Inghilterra in molti si stanno arrabbiando. Tante proteste anti-migranti. La bandiera di San Giorgio diventa il simbolo delle proteste anti-migranti. A Londra, assalto ad un hotel per rifugiati, il sostegno di Musk. La polizia inglese ha effettuato 5 arresti sabato dopo che un gruppo di uomini mascherati ha tentato di fare irruzione in un hotel per migranti nella zona ovest di Londra vicino all'aeroporto di Heathrow. I fermi sono avvenuti verso mezzogiorno durante una marcia di protesta a cui hanno partecipato 2 gruppi anti-immigrazione di circa 500 persone. Nel corso della protesta i manifestanti si sono diretti verso il nuovo hotel dove già si trovava la polizia, mentre altri hanno preso di mira il vicino Holiday Inn. Gli agenti hanno impedito le eruzioni negli alberghi, anche se un paio di loro sono risultati feriti nelle colluttazioni. Signori, qualcuno si sta arrabbiando in Inghilterra, ma voi che ascoltate le altre radio non lo sapete. 0292947222. Non ve l'ho detto, ma se volete entrare in onda con Sammy Varin lo potete fare. Questa radio si chiama Radio Libertà. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao, sono Marco del Settimo Torinese. Poi Marco. Bentornato. Ma che piacere, grazie. Allora, com'è andata la vacanza? Allora, devo dirti stanchevole, perché cambiare spiaggia ogni giorno, che fatica ragazzi, sotto il sole cocente, sto scherzando naturalmente, però è andata benissimo. Poi ho retto nel senso buono del termine, dopo che mi hanno sistemato un po' cuore, quel che l'è, ho retto bene, quindi vuol dire che sono pronto ad affrontare un autunno-inverno potentissimo. Sai che il 21 di settembre c'è Pontida e dici niente. Lo so. Lo so, purtroppo io non posso venire a Pontida perché c'ho tutta una serie di altri impegni in giro per l'Italia. Fa piacere quando uno è impegnato, ma sai che ci siamo noi di Radio Libertà che trasmetteremo tutto quanto e quindi non vi perderete neanche un secondo. Sì. Guarderò poi il sito perché purtroppo la mia macchina è vecchia e non ha DAB. Male. Facciamo una colletta, compriamo un sintonizzatore DAB al Marco. Va bene, dai. Comunque bentornato e tanti auguri per i prossimi mesi fino alla prossima vacanza. Grazie caro, no, basta vacanze così. Un abbraccio a Marco e certamente a tutti voi che ci seguite in giro per l'Italia e che non avete la radio nuova. E già su tutte le radio recenti è presente la banda DAB, Digital Radio, si chiama così per i più figaccioni. Nella banda DAB Radio Libertà si ascolta in tutta Italia senza utilizzare internet. È chiaro che se non avete un'auto recente c'è solo la FM e la M, ma esistono i negozi di elettronica, tutti quelli che vendono elettrodomestici. Una radio costa 15 euro, forse 20 euro, quella già più carina, e tutte le radio nuove contengono la banda DAB. Lo dico perché in molti, giustamente, adesso non siamo più presenti in TV, purtroppo sul canale 252 per il momento non ci siamo, e si è obbligati ad ascoltare Radio Libertà sul sito radiolibertà.net o su Facebook, su YouTube o scaricando la app sul proprio cellulare. Se non volete usare i famosi gigabyte, ricordate che nel DAB della radio non si spende assolutamente nulla, sono onde elettromagnetiche ma digitali. C'è un'altra telefonata, vediamo se ha aspettato. 029294 7222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Mancava l'appello. Ciao Marco. Bentornato. Anche a te. Allora, perché la gente in Europa, se non ho sentito male, il primo partito è di destra, giusto? Hai detto una cosa del genere? Io ti sto ascoltando mentre lavoro, quindi a volte devo abbassare la radio per rispondere alle chiamate. Ma semplicemente perché in Occidente, o perlomeno parliamo di Europa, sono state fatte tutta una serie di leggi, e quando sono state cambiate comunque la magistratura ha interpretato le leggi a favore degli stranieri.
di chi non è occidentale soprattutto, perché c'è sempre una giustificazione ai loro comportamenti che sono molte volte non compatibili con i nostri. Quindi in Inghilterra si arrabbiano, ma perché gli inglesi sono inglesi. In Italia sarà difficile che una cosa del genere succeda. Io spero che non accadano mai violenze, però ci stanno portando lì. Allora ti porto un esempio, dopo lascio spazio agli altri. Io seguo la pagina Facebook di Max Ferrari. È qualche giorno che sta riportando una vicenda in Danimarca che ha del folle. Una ragazzina minorenne è stata aggredita e violentata da uno straniero e lei si è difesa con lo spray al peperoncino. Parrebbe che il giudice l'ha condannata perché lei non doveva utilizzare quello strumento. È chiaro che siamo pazzi per dare una cosa del genere. E dopo si parla tanto di patriarcato e via discorrendo. Il patriarcato esiste soltanto quando ci sono in mezzo gli uomini bianchi ed eterosessuali. Quando invece si tratta di stranieri, il patriarcato non esiste e allora si tollerano le loro leggi, anche perché ci sono dei magistrati che hanno assolto degli stranieri o hanno ridotto le loro pene perché nella loro vita, nel loro paese, quelle cose sono tollerate. È chiaro che stiamo andando fuori di testa. Va bene, io quello che dovevo dire, Sammy, te l'ho detto. Ciao, grazie. E come al solito ci hai rovinato la giornata. Scherzo, anzi, benvenga, siete voi ascoltatori, i veri editorialisti di questa radio. Chiamate senza peli sulla lingua, avete peli sulla lingua, dai, 029294 7222, questo è il numero della diretta di Radio Libertà, o se mi sentite in replica o semplicemente non avete tempo né voglia di parlare, ma avete qualcosa ugualmente da segnalarci, scrivete un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Memorizzate questi numeri perché siamo l'unica radio che fa queste cose, telefonate in diretta come si facevano negli anni 70-80 senza filtrarle. E in effetti, come diceva il nostro ascoltatore, sempre sul quotidiano Il Giornale, destra primo partito nei big europei. Praticamente l'ultimo sondaggio dimostra che nei 4 big del continente, Francia, Regno Unito, Germania, Italia, ma non soltanto, per la prima volta contemporaneamente i partiti di destra sono al primo posto in vista di future o anche solo possibili elezioni. Ti puoi immaginare la sinistra come ci rimane? Intanto però non facciamo finta di niente, ragazzi, avete scritto in tantissimi, potete farlo ancora adesso, c'è un certo pensiero verso la flottilla, scritto così, pro Gaza, partito lo show della flotilla pro Gaza, scrive sempre il giornale a pagina 9, ma qui giustamente ci possiamo dividere. Qualcuno dice, ma cavolo, bisogna pur dar da mangiare a questi poveracci palestinesi che stanno morendo uno dopo l'altro. Dove sta la verità? Sta sicuramente nel mezzo e io chiedo a voi, che cosa fareste voi? Partireste anche voi con questa flotilla? Pronti a farvi arrestare? Per dare però un messaggio forte, perché se è vero che gli israeliani hanno subito un danno enorme dai terroristi di Hamas, ora si stanno vendicando, forse ammazzando un po' troppi civili che non c'entrano assolutamente nulla, o magari invece questi civili hanno comunque sopportato o di più supportato Hamas in tutti questi decenni. 0292947222. Io addirittura mi sono portato più avanti dicendo abbiamo un Santo Padre, signori, che sono gli unici, il Papa e Matteo Salvini, a dire basta armi, basta guerre. Non è che questo Papa potrebbe alzare il culo, tra virgolette, con tutto rispetto, e magari fare un gesto che nessuno si aspetta e andare davvero in quei territori dicendo basta? Sto esagerando? Ditemelo. 0292947222. Pronto? Pronto, buongiorno Semi, buongiorno Antonello dal Veneto. Buongiorno. Ciao. Mi raccomando, non dimenticarti di Kirill, mi raccomando, c'è anche lui. Comunque, il motivo del mio intervento è un altro e ritengo più impegnativo dal punto di vista
del pensiero, ovvero il ministro francese del governo ha accusato l'Italia di fare il dumping fiscale per attrarre capitali e quant'altro. Mi sto chiedendo come mai sti destroidi nostri ancora non abbiano convocato l'ambasciatore francese. Cioè, quando Salvini, no, con tutte le sue robacce che ha detto qualcosa, subito hanno convocato l'ambasciatore italiano per chiedere conto. Ecco, perché noi ancora non abbiamo mosso il sedere e non abbiamo convocato l'ambasciatore francese e gli facciamo una bella, sai che cosa? Grazie Sammy, grazie. Non dare idee alla sinistra, dai, che poi dopo adesso sicuramente convocheranno la Meloni in Parlamento per parlare anche di questo. Quanto ci scommetti? Dai, vi sto facendo scaldare, non fate il riposino a quest'ora. 0292947222. Pronto? È caduta, ma magari ne arriva un'altra. Il più veloce mi chiama e io lo mando in diretta. Intanto il quotidiano Il Corriere oggi l'abbiamo esplorato poco, ma all'interno giustamente ricorda Bayrou. L'Italia fa dumping fiscale. Ira di Palazzo Chigi, accuse infondate. Si apre un nuovo fronte con la Francia. Il governo italiano dice la nostra economia è attrattiva. È chiaro, siamo più bravi dei francesi e questo non va bene. Poi sì, qualcun altro dice che i francesi stanno mollando la Francia e vengono in Italia, soprattutto dove? Nell'area C di Milano. Mais oui, l'area più elegante, dove non possono entrare mica tutti quanti. Oh, bene, venite pure nell'area C e statevene lì però. Dai, un'altra chiamata, pronto? Buongiorno signor Sammy, bentornato. Grazie. Ieri sono stata a Pontida, non ho resistito fino al 21. Ma dai! E sul pratone c'è scritto padroni a casa nostra. Spero che non lo tirino via quel giorno lì che dobbiamo andare noi. Minimo. Ecco, seconda cosa. Allora, signor Sammy, la sinistra da che parte sta secondo lei? Perché, appunto, ho appena parlato della Francia, perché quando la Francia parla dell'Italia, come per esempio fece un po' di tempo fa Olivier Véran, ministro della salute francese, la sinistra italiana sta con i francesi e quando un nostro ministro parla della Francia, la sinistra italiana sta con i francesi. Un bel punto di domanda. Quando è che la sinistra italiana starà con gli italiani? Tutto qua. Io la saluto e buona giornata. Grazie, se non fosse che mi hai citato il sacro prato di Pontida mi metterei a piangere, però è vero ragazzi, cioè al posto di difendere questo paese, vedrete nelle prossime ore faranno su un casino dicendo ecco adesso cosa vogliamo fare, vogliamo litigare con la Francia. Intanto, sempre sul Corrierone a pagina 10, guarda qui, il ritorno del reddito di cittadinanza, scontro tra i partiti sulle coperture. Il Campolargo ripropone il reddito di cittadinanza per le elezioni regionali. Per fortuna c'è Occhiuto che dice una grande sola, ma c'è Tridico, mo te lo dico, che risponde a sua volta studi di più. Bene, cominciamo bene ragazzi miei. Santa polenta, ho citato la polenta e adesso non resisto però, allora l'ascoltatrice mi ha citato Pontida e io a questo punto ci devo pur ritornare sull'argomento Pontida e sugli appuntamenti da non scordare. Allora Sveva, facciamo così, mandiamo un segui la Lega e ci tuffiamo proprio nei prossimi eventi, anche delle prossime ore targati Lega. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
È chiaro che tutto ciò che dico è propedeutico, mamma quanto parlo difficile, alla grande Pontida, 21 di settembre, ormai un conto alla rovescia, è il grande raduno annuale della Lega a Pontida in provincia di Bergamo. È chiaro che se non ci siete mai venuti a Pontida, almeno una volta nella vita dovete farlo. Altro che Mecca, ragazzi miei, sacro pratone di Pontida, dove è successo, dove è partito, dove è cominciato tutto quanto. Domenica 21 settembre anche da casa vostra partirà un pullman gratuito o con un minimo dazio. E pagateli sti dazi, 10 euro, va bene, diamo una mano alla sezione della Lega che organizza il pullman, da tutta Italia vi portiamo a Pontida. Domenica 21 settembre io sarò lì, dalle 7 del mattino ci sarà già Sammy Varin, starò lì fino alle 4, alle 5 del pomeriggio, gazebo di Radio Libertà, come ai bei tempi, il gazebo, i nostri gadget, i nostri giornalisti, i nostri speaker, voi ascoltatori vi incontrerete a questo gazebo ed è bellissimo perché poi tante voci sono ridondanti, ci si riconosce, ma poi ci sono tanti anche curiosi che soltanto ascoltano Radio Libertà. Quali gadget ci saranno a Pontida da parte di Radio Libertà? Tra poco ve lo dico, prima però ci avviciniamo alla data di Pontida, perché ci segue in diretta, guarda un po', Festa provinciale della Lega Monza-Brianza. Siamo a Brugherio, a 2 passi da Monza e dalla Brianza. È cominciata alla fine di agosto, ma prosegue ancora questa settimana. 4, 5, 6 e 7 settembre. Signori, lo scorso weekend i big della Lega, ma ce ne sono ancora di big in arrivo, a Brugherio, via Aldo Moro, con ristorante, griglieria e serate danzanti. 4, 5, 6 settembre, festa provinciale Lega Monza Brianza. E vi faremo sapere anche gli ospiti che sono in arrivo. Intanto questa mattina a Sirolo, in provincia di Ancona, all'Hotel Monteconero, si è svolta la presentazione dei candidati per la regione Marche della Lega. E anche qui, signori, fatevi un giro sulla pagina Facebook della Lega Marche. Alessandra Locatelli, oggi 1 settembre, questa mattina è stata a Treviso, nel pomeriggio alle 15:15 sarà a Padova, visita la Fondazione Città della Speranza, alle 15:45 l'incontro con le associazioni del territorio e alle 17:30 a Cittadella, grandissima Cittadella, che storie, vi ricordate? Quante manifestazioni che ci abbiamo fatto? Ore 17:30, visita al coordinamento delle associazioni del comune di Cittadella. Questi gli impegni odierni del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. E c'è Vannacci, vice segretario della Lega, europarlamentare della Lega. Vannacci questo giovedì 4 settembre parteciperà alla 24esima festa della Lega di Oppiano, signori, Veneto, Real Europe Green Deal, cambiamo l'Europa. Ore 19, giovedì 4 settembre, arriva Roberto Vannacci. Non voglio pensare al casino che ci sarà, signori. Meglio che arriviate con un po' di anticipo. Dialogo con il consigliere regionale Stefano Valdegamberi a Oppiano presso il centro sportivo Le Fratte, piazza Marco Longo. Siamo in provincia di Verona, ma questo è un evento che attrae, posso essere vago, attrae. Questo sabato 6 settembre invece in Toscana, provincia di Arezzo, siamo a San Sepolcro. Arriva Roberto Vannacci. Un'altra Europa è possibile. Sabato 6 settembre a San Sepolcro, Arezzo, presso la sala consigliare via Matteotti, ore 18:30. Introduce Riccardo Marzi, vice sindaco di San Sepolcro, ma naturalmente si fa il tifo per la Lega e per le prossime elezioni regionali in quel della Toscana. Assolutamente contendibile. Le foto di sabato, ragazzi, anche questa non posso non farvela vedere. Roberto Calderoli, che abbiamo incrociato prima nel parcheggio qui in Bellerio, anche quest'anno
è stato lì, sul Monviso, certo, una tradizione fin dai tempi di Umberto Bossi, e ci siamo passati tutti, l'ampolla, che ce l'ha Calderoli, è l'ampolla originale. Sì, quest'anno se ne è parlato molto della riunione che la Lega fa ogni anno, e se ne è parlato naturalmente male, la sinistra pronta a chiedere certo andremo in Parlamento a parlare anche di questo, e anche all'interno del centrodestra la frase di Roberto Calderoli, peccato non aver finito quel lavoro, e quel lavoro era la secessione, era l'autodeterminazione dei popoli, chiaramente una buttata, una battuta, però se ne è parlato negli scorsi giorni sui quotidiani, e si farà polemica sicuramente, perché c'è qualcosa di grande che sta per accadere sul fronte dell'autonomia, e il fatto che si sia detto così tanto su questo evento, che alla fine non era niente di così importante per la stampa nazionale, e questa volta ne ha parlato. Già, vuol dire che si sta muovendo qualche cosa, che sta per accadere qualche cosa, e questo qualche cosa verrà sicuramente portato in un altro evento molto più importante, che è quello del 21 di settembre, il raduno della Lega a Pontida. Ho detto qualcosa? Non ho detto niente, sono stato nel vago assolutamente. Sì, tra poco c'è la pausa, aspetta un momento, perché se mi seguite da Milano oggi, lunedì 1 settembre, questa sera alle ore 21, in via Esterle 29, angolo via Padova, si parla di Lega, si parla proprio di Pontida. Prenota il tuo posto sul pullman per il 21 di settembre, pullman numero 1, prima tappa, partenza il 21 alle 7:55 da Maciachini via Valtellina, pullman numero 2, partenza alle 7:55 piazza Medaglie d'Oro. Signori, la partenza alle 8:10 da Milano, sempre il 21 di settembre, è in piazzale Lotto, poi alle 8:10 anche da piazzale Loreto, dove c'è l'Aumai. Bene, questa sera sarà possibile prenotare il vostro pullman che parte da Milano direzione Pontida il 21 di settembre. Ci vediamo questa sera, lunedì 1 settembre alle ore 21, in via Esterle 29, angolo via Padova. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. So dancing in the fast lane, that's just what we do where we come from. When you lean in to kiss me, said boy you don't deserve me. Yeah, we started cracking up, but now look at us, look at us, look at us. Yeah, we held on tight, looking up all night at the lights of New York City. When you're 17, those are crazy dreams, but you dreamed them right there with me. It ain't no surprise, your blue eyes still feel like home to me. We'll always be red, white, and Jersey. That summer with the top down, we were singing along to American Girl, big time and in a small town. When it was you and me against the world. Yeah, we both didn't know any better. Never lived like that forever. Yeah, we held on tight, looking up all night at the lights of New York City. When you're 17, those are crazy dreams, but you dreamed them right there with me. It ain't no surprise, your blue eyes still feel like home to me. We'll always be red, white,
in Jersey. Now we have all the summers gone. Here we are, still going strong, going strong, going strong. Yeah, we held on tight, looking up all night at the lights of New York City. When you're 17, those days of dreams, are you dreaming right there with me? It ain't no surprise, your blue eyes still feel like home to me. We'll always be red, white, in Jersey. White in Jersey. White in Jersey. Pompa, 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 la nuova canzone dei Bon Jovi, appena uscita, si chiama Red, White and Jersey, classiche sonorità rock, influenze pop e un testo che parla di un amore che trascende il tempo. Il 24 ottobre esce il nuovo album di Bon Jovi e ci sarà dentro una canzone anche con il grandissimo Bruce Springsteen, Porco cane. 13:34, buon pomeriggio, la voce di Sammy Varin è tornato dalle vacanze. Sì, sono abbronzato, non volevano farmi entrare qui in Bellerio, ho detto ma sono io Sammy Varin, dai, no, niente, ho detto no, sono un gamberetto strano, mezzo bruciacchiato, via, basta mare, basta vacanze. Ricordiamo invece ancora qualche appuntamento da non scordare, perché domani martedì 2 settembre, e qui siamo in Valle d'Aosta che va ad elezioni tra poche settimane, gli incontri per la città che meriti, e la città che meriti è proprio Aosta, alle 18:30 di martedì 2 settembre, aperitivo al Bar Venezia di Viale Conte Crotti 66. Sono tanti quelli che hanno voglia di dare una mano e per fortuna sono della Lega. Mercoledì 3 settembre un altro appuntamento presso il bar Chamolet di Corso Battaglione Aosta 129, ore 18:30, aperitivo con la Lega, e chiaramente qui fatevi un giro sulle pagine Facebook e su Instagram della Lega Valle d'Aosta. Si ritorna in Lombardia e si ritorna a parlare di Lega, quella vera, quella che parla di autonomia, quella che non è mai morta, quella che non si fa le leghe, Era una vecchia moda, anni 90, ognuno si fa la propria lega, dai, legheggiamo di qua e di là, e poi la sinistra era tutta contenta. Domenica 7 settembre, cosa avete da fare? Io, fossi in voi, farei un giro in provincia di Bergamo, a Martinengo. Già dalle 9 del mattino ci sarà il gazebo in Piazza Maggiore, ma poi alle 11 di domenica 7 settembre, presso la sala civica, l'ex biblioteca comunale in Piazza Orisio, arriva Silvia Sardone. Domenica 7 settembre, ore 11, Martinengo in provincia di Bergamo, vice segretario della Lega ed europarlamentare Silvia Sardone. Ma poi c'è la senatrice Desi Pirovano, grandissima, Claudia Maria Terzi, assessore regionale lombardo della Lega, Fabrizio Sala, cielo durista più di lui, segretario provinciale della Lega Bergamo, Roberta Sisti, Lega Brescia, Giovanni Malanchini, consigliere regionale lombardo della Lega. Domenica 7 settembre si torna a parlare di Lega, quella vera,
diffidate dalle imitazioni. Domenica 7 settembre a partire dalle 9 il gazebo in paese, ma soprattutto alle 11 arrivano questi pezzi da 90 della Lega e se vedete la Silvia Sardone me la salutate caramente. Tutti questi eventi li trovate facilmente sul sito legaonline.it, ma ancora meglio chiaramente è conoscere che Radio Libertà ne parla ogni giorno con il sottoscritto scritto sottoparlante altoparlante Sammy Varin, e allora cercate su Facebook, su YouTube, in questo caso Potere al Popolo, così si chiama questa trasmissione, e schiacciate il pulsantino condividi, dopodiché la condividete sulla vostra pagina Facebook o la inviate a parenti e amici attraverso WhatsApp. È così che si sostiene Radio Libertà, oltre che naturalmente facendo un giro sul sito radiolibertà.net, cliccando sostienici e poi abbonati e dando una mano dal punto di vista frinfron soldifero a Radio Libertà. Chiaro che se venite il 21 di settembre a Pontida al gazebo di Radio Libertà, i nostri gadget sicuramente vi tenteranno. Allora, al primo posto, adesso non ve li faccio vedere perché non voglio, poi iniziano le prenotazioni, eccetera, ma fantasticate. Al primo posto, tra le prenotazioni già da mesi, ci sono i portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà, portachiavi bellissimi da collezione. Ce n'è qualcuno anche con l'effigie di Sammy Varin, e chiaramente c'è gente che arriverà appositamente alle 7 del mattino per comprare, per dare una semplice mano a Radio Libertà, dando un'offerta libera, almeno 5 euro barboni, e portarvi a casa il portachiavi bruciacchiato di Sammy Varin. Ma c'è di più. Gli orologi con le firme di tutti noi di Radio Libertà. Sveva, hai firmato tu, eh? Allora ti conosco, non hai ancora firmato, hai paura che siano cambiali, eh? Firma sugli orologi, mi raccomando, perché sono da collezione. Ce n'è soltanto 2 orologi. Tu dici, ma dai, pezzenti, che sì, proprio così, solo 2 ne abbiamo fatti, perché sono da collezione, sono anche grandi, sono da taverna, con intorno alle lancette tutte le firme, quella di Sammy Varin, di Giulio Cainarca e quella del nostro direttore. E che cavolo, ci sono tutti! È chiaro che chi offrirà di più avrà questi orologi. Quanto costeranno? Quale sarà l'aiuto che chiederemo per questi orologi? 5 euro, col cavolo, 10, 15, 20, magari 15, 20, 50, chi offre di più per sostenere Radio Libertà si porterà a casa orologi irripetibili. Ma ci sono gli ombrelli. Tu dici, se dovesse piovere a Pontida il 21 di settembre non ce ne frega niente, perché il fango di Pontida è salutare, cura la pelle. C'è gente veramente che si riempie di fango, se lo porta a casa, fango curativo di Pontida. Chiaro che se piove tanto un ombrello ci vuole, bene, vi venderemo pure quello. Chiederemo un sostegno anche con l'ombrello di Radio Libertà. Sei un po' scemo? No, io sono serio, cioè qualcuno poi, il problema è quello che io dico così tante cose che poi qualcuno non mi prende sul serio. Tu dici, ma davvero c'è l'ombrello di Radio? E giuro, c'è davvero. Ci sono anche, esagero, le mutande di Radio Libertà. Non ci crede nessuno a questa storia delle mutande. Vedrete se non sarà così, signori. Mutande, chiaramente, pochissimi esemplari con scritto Radio Libertà sul sedere. Abbiamo scelto il di dietro, è più di moda, sia da uomo che da femminuccia, certamente. I primi che arrivano se le portano via, sono roba da pura collezione, mutandoni di Radio Libertà. Anche qui un sostegno minimale alla radio che sentite. Magari non vi siamo neanche tanto simpatici, però vi accorgete che diciamo cose che le altre radio non dicono. Beh, signori, 21 di settembre il grande raduno di Pontida in provincia di Bergamo. Chi prima arriva si porta a casa questi incredibili gadget
E non sono ancora finiti, ce ne saranno anche altri. C'è anche il ventilatore di Radio Libertà che è piccolo piccolo, non consuma niente perché picciu picciu schiacci il bottone e gira l'elichetta. Giuro non è stata una mia idea, non è stata una mia idea. Grimoldi, assolutamente Marco Grimoldi, che ringraziamo, perché se non ci fosse lui tutto ciò non esisterebbe. E chi c'ha tempo, chi c'ha voglia, cavolo, c'è Grimoldi. C'è una chiamata, sarà sicuramente qualcuno che protesta. 02 9294 7222. Pronto? Bonjour monsieur, je parle bien le français, j'habite a Milano in zona ZPL. L'ho detto io, l'ho evocato e devi stare attento, Sammy Varin, a evocare Grimoldi perché appare davvero. Eccolo qua. Buongiorno a tutti, ciao Sammy, ma cosa ho dimenticato? Dai, dimmelo, cosa ho dimenticato tra i gadget? Ti ho seguito fino all'ombrello, che se dovesse piovere il fango che tu porti sempre a casa e poi lo distribuisci per fare... È chiaro, tutta la mia famiglia si deve curare col fango curativo di Pontida, sono obbligati, e poi è chiaro. Non ho sentito gli altri gadget perché mi sono intrattenuto con Sveva a parlare con lei e nient'altro, perché... Guarda, abbiamo anche gli ombrelli, certo, il ventilatore che è una tua invenzione, io me ne lavo le mani e anche i piedi, il ventilatore amanuense. Sì, va bene. E poi cosa ci abbiamo ancora di storico? Di storico che abbiamo combinato io e te una grossa cavolata e la porterò lì a far vedere. Io prendo le distanze, qualunque cosa sia. Qual è? Ma scusa, non ti ricordi che prima che tu partissi per le vacanze ci siamo ritrovati lì a casa tua, abbiamo fatto una grigliatina, abbiamo provato la polenta? Non riesco a ricordare, no, cos'è successo? Che cosa abbiamo combinato? Abbiamo gremato, bruciato la pentola che porterò lì a Pontida con dentro la polenta, non più quella che ci siamo pappati, ma bensì i mestoli, con scritto Radio Libertà e tutte queste cose qua. Ma dai! Non ti ricordi la nostra pentola che c'era la Marta che continuava a tirarci un po' di... Non ero io, c'era un replicante, Sammy Varin. Quindi avremo anche i mestoli con scritto Radio Libertà. Radio Libertà, in legno, sempre bruciacchiato. Non ne abbiamo tanti, perché sono i soliti 10, 11 che c'ho lì. I primi che arrivano si portano a casa il mestolo. Vate catenca sul, si dice in torinese, vai a prendere un mestolo e ve lo diamo il mestolo se ce lo pagate, 5 euro almeno, dai. Naturalmente, cioè noi accettiamo anche di più di 5 euro, non rifiutiamo mai niente per la radio. Certo. E poi, scusami Sammy, l'altra cosa che abbiamo fatto, non so se l'hai detta, ti ricordi che gli altri anni quando eravamo lì a Pontida arrivavano le signore, i signori, sono stanco, e noi cosa abbiamo pensato? Sai benissimo, anche tu l'hai già provato questa cosa qua, in pratica dei barattolini con dentro delle nocciole, con dentro della crema in nocciole, di marmellata, con le palettine che uno ce lo acquista, ci dà una donazione e noi gli diamo l'integratore che se lo mangia, così può girare per tutto il pratone e vederlo. Cioè ragazzi, girerete come con una molla per tutto il pratone dopo aver mangiato l'integratore di Radio Libertà. C'è una bevanda, una poltiglia strana fatta, scherzando, roba buona, una specie di miele, e con quello vanno avanti fino a sera praticamente. Quindi voi anziani di una certa età, ma anche voi giovinetti che insomma è stanchevole Pontida, se siete un po' debolucci passerete dallo stand di Radio Libertà, darete una donazione di qualunque entità, non fate i tirchioni, e potrete provare questo integratore che ve lo farà diventare che vi darà una carica per tutta la giornata. Ma è incredibile, È incredibile, Sammy, c'è lì, adesso devo ancora procurarmi il cestino da metterli dentro, però c'è tutta questa roba qua. Io vi aspetto volentieri tutti quelli che poi la solita cosa che noi offriamo ai primi 10 che si presentano lì verso le 11:30, il solito aperitivo offerto da me e Sammy, e chi venga lì e c'è
temperatura ambiente frescolina, perché io e Sammy andiamo via con la borsa termica anche. Sì, è tutto vero, signori, ma è chiaro che così li invogliamo a venire praticamente a qualunque ora, dalle 7 del mattino alle 4 del pomeriggio, al grande raduno della Lega del 21 di settembre, perché è il più grande, quello più bello di tutto l'anno, dove si mettono le basi per la politica, collezione autunno e inverno. E un'ultima cosa, se mi lasci il permesso di poterla dire. Prego. Purtroppo noi abbiamo degli accendini, siamo poveretti, cioè nel senso che accendini non c'è scritto niente, sono di un colore che uno li sceglie, però Sammy Varin può mettere la sua firma, se volete anche la mia e degli altri conduttori radio, ve la mettiamo, semplice offerta, vi portate a casa questa cosa qua. Allora fammi capire, ci saranno accendini da poveretti, ma sui quali potremo apporre le nostre firme con il pennarello indelebile. Chiaramente siete a Pontida, ci saranno tutti i big della Lega. Fagli firmare l'accendino con cui potrete dar fuoco. Un tempo si dava fuoco al Colosseo, ma poi abbiamo capito che era una cosa da cattivi, ma ci mancherebbe altro. Però Milano Capitale ci stiamo ragionando. Beh, signori, un'altra idea messa lì sul tavolo, l'accendino a Radio Libertà. Mamma non mia. Ne abbiamo tantissimi perché, tra virgolette, come dice Sammy, abbiamo le pezze che poi magari voi ci mettete lì una donazione, un qualcosa, ci possiamo acquistare anche dei calzoni nuovi, a parte le nostre magliette, magliettine, cappelli, borsette a fine. Cioè, però, ragazzi, signori, capite che il gazebo di Radio Libertà sarà un vero negozio e venderemo di tutto con un'offerta libera. Sì, offerta libera e noi vi aspettiamo. Adesso ridiamo e scherziamo, però noi vi aspettiamo come sempre. Non ho in mente ancora qualche scherzetto, ma poi ci penserò per Sammy Varin, perché oltre alla sua firma, oltre alle firme... Guarda che io sono cardiopatico, mi devi trattare bene, altro che mi devi trattare gli scherzetti, li fai agli ascoltatori quando vengono, assolutamente. Ma no, cioè, ragazzi, vi posso dare testimonianza che quella maglietta lì con tutte le firme di chi è venuto lì al gazebo è sulla scrivania di Sammy di fronte a lui, al suo PC. Vero. Chiaramente. E vi ringrazio, amici, perché avete fatto una cosa immensa e decine di firme su questa maglietta di chi è passato a salutarci allo stand di Radio Libertà a Pontida. Purtroppo l'altra firma, purtroppo Sammy si lava perché qualcuno gliel'aveva messa anche in testa. Sì, e infatti c'ho ancora qualche segno, lo tengo come ricordo. Grazie, ragazzi, grazie. Io vi aspetto tutti, con tutti i conduttori, con tutte le persone lì al gazebo, venite a trovarci e fate due risate, scambiate tutto quello che volete, siamo lì con voi. Grazie. Ciao Sammy. Grazie ciao a Marco Grimoldi, neosegretario della Lega in un vivace paesino dell'Interland milanese. Chiaro che scambisti non ne vogliamo, con tutte le cose che succedono online, siamo seri, ci scambiamo, ma soprattutto ci abbracciamo, perché rivederci dopo un anno è stupendo. C'è sempre qualcuno che non riesce a venire a Pontida, lo so, il 21 di settembre si ricominciano le comunioni, le cresime, non ce la faccio proprio il 21? Tranquilli. Guarda qua, Sveva, non te l'aspettavi? Anche la domenica prima c'è un evento targato Lega al quale parteciperà Sammy Varin con il Marco Grimoldi e l'intera Radio Libertà. Domenica 14 settembre saremo a pranzo a Rovato in provincia di Brescia, altra zona ma non distantissima, ma soprattutto raggiungibile da ogni dove. Domenica 14 settembre c'è il famoso Spiedo Padano al ristorante Birreria La Loggia in via Salvella a Rovato in provincia di Brescia. Grande appuntamento, perché troverete una piccola Pontida, ci saranno i rappresentanti della Lega, da quelli nazionali a quelli ancora più importanti perché locali, quelli che conoscono i territori. Si mangia
lo squisito spiedo padano, e ragazzi, se non l'avete mai provato, lo spiedo bresciano praticamente è da provare, ma soprattutto ci sarà lo stand di Radio Libertà e quindi i gadget che ci saranno il 21 di settembre a Pontida già li troverete domenica 14 settembre a Rovato. Lo so, non dovrei dirlo, però effettivamente chi non riesce, e soprattutto perché il 21 di settembre a Pontida ci sarà un caos della miseria, non si starà tranquilli un attimo, ma è il bello proprio di Pontida, ragazzi, essere insieme, vivere una giornata storica, memorabile. Se volete un po' più di tranquillità, incontrando i politici della Lega, facendo due chiacchiere più tranquille con Sammy Varini e portandovi a casa in anteprima i gadget di Radio Libertà, fate un colpo di telefono e prenotate lo spiedo di domenica 14 settembre a mezzogiorno. 25 euro per gli adulti, i bambini non pagano. Sembra incredibile, ma è una tradizione anche qui dello spiedo che ormai si fa da tanti anni. Come prenotare? Potete chiamare ad esempio questo numero, quello di Rita Padana, si fa chiamare così ed è molto padana. Rita risponde al 338 87 00 817, lo ripeto, 338 87 00 817 per prenotare lo spiedo padano di domenica 14 settembre ore 12 presso il ristorante Birreria La Loggia di Rovato in provincia di Brescia. Chiaramente ci sarò anche io, ci saranno i nostri colleghi di Radio Libertà, ci saranno i nostri gadget e i big della Lega. Se volete saperne di più, cercate la Rita Padana su Facebook e vedete che ben di Dio di politici che non parteciperanno. Sto per andarmene, sì, stanno quasi scoccando le ore 14, ma ho ancora una manciata di minuti e li spendo bene perché sul Corriere della Sera viene intervistata, è l'unico quotidiano che lo fa quest'oggi, Cecilia Sala. Cecilia Sala, lo ricordiamo, ha avuto una storia pazzesca, eccola qua la prima pagina. Il libro e i 21 giorni in cella in Iran. E lei dice: ci tornerò. Mi hanno portata bendata davanti alla gru dove impiccano. L'intervista con Aldo Cazzullo quest'oggi sul quotidiano Il Corriere e appunto l'annuncio di questo libro che sta per uscire. La donna nella cella di fianco prendeva a testate il muro. Mi hanno portata bendata alle gru per le impiccagioni. E ancora, sentii un gattino camminarmi tra le caviglie in cortile mentre ero incappucciata. Chiesi di poterlo tenere con me. Si misero a ridere, però con quel gattino lei è riuscita a sopravvivere, è riuscita ad avere un sorriso nonostante tutto ciò che le è successo. Proprio quest'oggi sul Corriere, a pagina 20 del Corriere, si intervista la Strada, questa collega giornalista che poi ci vuole ritornare in Iran. Chiudo con una cosa carina, perdonatemi, ma Roberta Scorranese a Firenze ci racconta un racconto di una giornata italiana, pagina 27 del Corriere. Calzoni alla zuava e lingua felpata, tutti ragionieri per un giorno nella Marcord della Coppa Cobram. Fantozzi per noi è una religione, signori, una rievocazione a Firenze tra imprenditori, designer e avvocati. Siamo cresciuti ridendo con Villaggio. Sono stati 60 gli iscritti alla terza edizione della Coppa Cobram, organizzata dall'Associazione Culturale Conte Mascetti, che si è tenuta ieri a Firenze per celebrare i 50 anni della saga di Fantozzi. Il film in cui compare l'episodio della corsa in bici è Fantozzi contro tutti, 1980. Il Visconte Cobram obbliga i dipendenti della ditta a partecipare alla gara ciclistica di 70 chilometri, chiamandola in suo onore Coppa
Cobram. Ricordi bellissimi che devono esistere anche per i più giovani. Spero che ci siano dei meme su Instagram o su TikTok che riguardano il grande Fantozzi. Lo trovate quest'oggi a pagina 27 del Corriere, e con questo il Sammy Varin se ne va. Ma dove vai, Sammy Varin? Che poi ritorni domani mattina alle 8:30. È una minaccia, sono ancora in onda con la rassegna stampa e tutto il resto che si chiama Controinformazione. Grazie Sveva della pazienza, a domani. Avete ascoltato